Il Veneto si colloca in una posizione privilegiata rispetto alle direttrici europee di trasporto e il suo sistema logistico ha un potenziale di sviluppo importante. Ma alcune aree presentano criticità infrastrutturali che richiedono una progettazione regionale condivisa. Per stimolare la ripresa dell'economia locale, Union Camere del Veneto, con il supporto di Union Trasporti, ha aderito al programma Infrastrutture di Union Camere. Ha aperto 10 tavoli di confronto con il sistema imprenditoriale presso le Camere di Commercio per far emergere i bisogni infrastrutturali materiali e digitali. Grazie all'attività di concertazione sono state selezionate le opere prioritarie per recuperare competitività sui mercati. Il progetto ha prodotto 3 output. Il libro bianco indica le 15 priorità infrastrutturali e rappresenta l'avvio di un percorso di confronto continuativo tra il sistema economico, rappresentato da Union Camere del Veneto, e le istituzioni, in stretta sinergia con la Regione del Veneto. Il documento è stato presentato ufficialmente il 14 ottobre 2022, nel corso dell'evento Le priorità infrastrutturali per il sistema economico in Veneto, organizzato da Union Camere del Veneto con il supporto di Union Trasporti. L'incontro ha aperto il dibattito tra i principali attori chiave del territorio. Ha visto la partecipazione di 60 soggetti e ha registrato 35 articoli e servizi TV sulla stampa regionale. Union Camere del Veneto ha programmato un ciclo di 6 webinar in sinergia con i punti di impresa digitale camerali volti a far crescere la cultura digitale delle imprese del territorio. I seminari hanno coinvolto più di 200 imprese e hanno portato la testimonianza di 6 aziende per un totale di 9 ore di formazione. Aderendo al programma Infrastrutture, Union Camere del Veneto ha raggiunto risultati importanti. Ha ascoltato e formato le imprese, rafforzato la relazione con gli stakeholder, ha rafforzato il dialogo con la Regione del Veneto, ha avviato un confronto sull'offerta logistica regionale, ha contribuito a disegnare una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo infrastrutturale e realizzato uno studio di approfondimento su 3 progetti territoriali strategici.